Amici bellini, buongiorno, buongiorno. Dobbiamo parlare di un po' di notizie che riguardano il Napoli. Abbiamo parlato delle altre squadre. Ieri ci siamo guardati la semifinale del DNA e quindi adesso noi ci proiettiamo dritti verso la sfida Napoli-Inter, che diventa interessante per molti motivi. Probabilmente senza Osi, non lo so. Osi. Cominciamo. Allora, amici bellini, ci siamo. Ettore Giunta, benvenuto. Benvenuti tutti quelli che sono giunti sul canale in queste ore. Siete straordinari come sempre. Lasciate i like. Abbiamo vinto il terzo scudetto. Io vorrei anche ricordarcelo. Ricordiamocelo, siamo il Napoli campione in Italia ed è bello. Dobbiamo continuare a festeggiare. Però dobbiamo anche parlare di campo, di cose, di contratti, di maglie e di possibile mercato, perché adesso questi sono i momenti in cui non si parla d'altro ed è giusto così. Per quanto riguarda Osimhen, ci fanno sapere dal report dell'allenamento di oggi, il Napoli ha ripreso gli allenamenti e Osimhen non c'era per un attacco febbrile, influenzato. Mi sentite, no? Io ho questa voce da un po' di tempo, però io tra 2 minuti vado a giocare a pallone. Seguitemi su Instagram, non lo so, Azzurro Fluido, Valerio Fluido, qualcosa potrebbe uscire. Facciamo i soliti fatti che faccio io, no? Che tiro sulla traversa e poi si comincia a giocare a pallone. Però voglio dire, c'è il tempo. Oggi è venerdì, quindi è un martedì, cioè pazzesco. Mercoledì si gioca il 21, quindi Osimhen potrebbe tornare a disposizione. Speriamo che torni a disposizione, perché abbiamo visto che insomma con Osimhen il Napoli è un'altra squadra, anche se ultimamente stiamo facendo un po' più di fatica a segnare, però si crea e dobbiamo vedere di creare contro un Inter che onestamente mi è sembrata solida, un Inter che in campionato ha perso parecchio terreno, arrivato a 11 sconfitte, sono tantissime, però vanno avanti nella competizione più importante e quindi stasera sapremo l'avversaria dell'Inter in finale tra Real Madrid e Manchester City. Ovviamente si dice, ed sono anche d'accordo, il Manchester City è un po' ossessionato da questa Champions League, quindi potrebbe arrivarci con quelle pressioni del caso, mentre Real Madrid è talmente abituato, là veramente parliamo di DNA negli anni che non è mai mancato, sono talmente abituati che potrebbero poi dare anche più fastidio, non si sa, staremo a vedere, ce le guarderemo da spettatori disinteressati. Certo è che il Napoli ha l'opportunità di battere in campionato la finalista della Champions League, è l'unica squadra che non abbiamo battuto e dobbiamo farlo assolutamente. Ambrabam tattico, perché potrei mettere qualche notizia qua. Si parla di mercato, ovviamente io vorrei evitare di parlare perché sono tutti rumors che dobbiamo aspettare, mentre si parla della clausola di Kim e ci dicono è già stata pagata. Qualcuno già ha detto, già è stata pagata la clausola, è fatta. E però contemporaneamente ci hanno anche fatto sapere che la clausola valeva dal 1 luglio al 15 luglio, quindi questo non può essere. O qualcuno mente per la gola e non lo possiamo sapere. Quindi contemporaneamente abbiamo la paura di perdere Osi, che è legittima. La paura di perdere Kim, che onestamente io cerco di scacciarla via. Io mi immagino un Kim che possa rimanere ancora, se riusciamo a fare un rinnovo di contratto, che meriterebbe anche. E poi si parla anche di mercato in entrata, con ovviamente i nomi che sono usciti in questi giorni. Si è parlato di Frattesi tantissimo, si è parlato di Scalvini, si parla di altri profili, si parla dei profili americani, Pulisic, che adesso ne è uscito un altro nome, questo Booth dell'Utrecht, e insomma sono tutti nomi che lasciano il tempo che trova. Quelli che sono i nomi veri che ci interessano è sapere la condizione e la situazione di Giuntoli, perché lì poi cambia tutto, cambia chi dovrà farvi questi nomi, perché adesso non credo che il Napoli stia chiudendo, questo è il punto che voglio battere, non credo che il Napoli stia chiudendo operazioni in entrata con Giuntoli che non si sa, a meno che De Laurentiis non scende in campo come spesso fa, dice, li chiama personalmente i presidenti e si mette a fare trattative personali, private. Questa poi è la situazione, quindi a Giuntoli leghiamo anche la situazione di Spalletti, qualcuno è tranquillo, qualcuno meno, perché bisogna avere delle rassicurazioni ed è logico.
e quindi aspettiamo di sapere notizie un po' più pregnanti, un po' più prugne, le notizie prugne, quelle là buone, succose, mature, così. Contemporaneamente, visto che c'è stato il rumor della Coca-Cola, poi abbiamo saputo che probabilmente è più facile un MSC Crociere che viene promosso come sponsor principale, come sponsor sulla maglia, io vi faccio vedere due cose, perché si lega al discorso di Kvicia e della Coca-Cola. Perché? Perché l'abbiamo sentita in passato questa notizia, la faccia di Kvicia che compare sulle bottigliette della Coca-Cola, cosa sfiziosa, interessante, marketing eccetera eccetera. Contemporaneamente però De Laurentiis ha i diritti dei diritti d'immagine di tutti i giocatori, e quindi adesso esce la notizia che De Laurentiis non ci sta e se la prende un po' con la Coca-Cola per questa cosa. Non puoi mettere l'immagine di Kvicia sulle tue bottigliette se non chiedi a me, ed è pure logico. Noi lo dobbiamo sapere poi i contratti, perché se i contratti sui diritti d'immagine hanno valore anche retroattivo, ci fanno sapere che la Coca-Cola probabilmente aveva un accordo con Kvicia per la sua immagine per quanto riguarda il Kvicia Under 21 nella Georgia. Se questa poi è andata, è caduta, oppure se poi vale lo stesso perché è retroattiva, questo non lo possiamo sapere, però la convinzione, la sensazione a questo punto è che scendono le quote di Coca-Cola main sponsor del Napoli e potrebbero salire quelle di MSC Crociere. Secondo me questa è la situazione. Vi regalo a questo punto un'altra opera di Tore Falanga, perché quando poi si parla di magliette celebrative con le facce, con le immagini dei giocatori, Tore ci ha regalato una possibile, come l'avrebbe fatta lui, non è possibile, è come l'avrebbe fatta lui l'immagine con i giocatori. Questa è proprio Kvicia fatta in rilievo, insomma, con il pattern, il vedo non vedo, quindi secondo me è straordinaria, ma ancora più straordinaria, se mi permettete, Azzurro Fluido Salvatore Falanga 84 su Instagram, la versione europea, che poi è versione Champions League, perché il Napoli è qualificato in Champions League, siamo teste di serie, sappiatelo. La versione europea, io veramente, se è così o se ci assomiglia solamente, è qualche cosa di inguardabile in senso buono, non si può guardare, si perdono i sensi. Quindi con i dettagli degli sponsor dorati, con il logo del Napoli, così lo puoi fare anche pieno il logo senza dubbio, però così è di una classe. Guardate il logo della Champions League dall'altra parte, anche se il logo della Champions League di solito è solamente il pallone senza la scritta Champions League, però guardate qui che bella, mamma mia, sempre con quest'idea di Tore delle ceramiche napoletane come pattern sulla maglia. L'idea, quando fai i nomi, il lettering insomma degli sponsor dorato insieme ai vari dettagli dorati, la maglia diventa automaticamente bellissima e di classe, e questa sarebbe un'ipotetica terza maglia. Ricordate, forse una delle maglie più belle degli ultimi anni era quella lete con le fiamme azzurre, quelle della napoletana gas, però con la lete scritta dorata. Lì tutti quanti siamo rimasti, ma allora si può fare, era qualche cosa di bellissimo. E questa qui, io probabilmente morirei per una maglia così bella da sfoggiare in Champions League. Purtroppo quella lilete di cui vi parlavo è stata utilizzata una volta solamente dal Napoli, perché fu messa in commercio, fu presentata solamente nella partita poi di ritorno col Barcellona, dove il Napoli uscì purtroppo dalla competizione. Veramente bellissima, e mi auguro semplicemente che assomigli a quella che poi sarà. Quindi amici, il video resta così, resta leggero, senza dare nessun tipo di sferzata definitiva, né per quanto riguarda De Laurentiis, né per quanto riguarda gli sponsor, né per quanto riguarda la situazione della gestione tecnica tra Giuntoli. È chiaro, Giuntoli, io una cosa vi avevo detto di Giuntoli quest'anno: quando il Napoli fa gli ultimi colpi di mercato e ci sorprende anche, dice non solo hai piazzato Ndombele, hai anche piazzato Raspadori, piazzi anche Simeone, tutti insieme, e si provava, perché si è provato a fare anche il portiere nel finale. Io ho detto, ma a me la sensazione è che De Laurentiis stia sparando tutti questi colpi di giocatori anche giovani che ti permettono poi di stare tranquillo per qualche anno. Potrebbe essere proprio la sensazione, sfruttare la presenza di Giuntoli finché ce l'hai, faccio uno sforzo incredibile, perché quest'anno il Napoli lo sforzo economico lo ha fatto, faccio uno sforzo adesso così non devo farlo l'anno prossimo, quando non so ancora
chi sarà il mio direttore sportivo. Questa potrebbe essere, fu all'epoca la mia intuizione, dice non si sa, De Laurentiis non sa se riesce a trattenere Giuntoli. Poi abbiamo saputo che il contratto c'era di un altro anno e adesso stanno parlando come risolvere, e a quanto pare insomma De Laurentiis non lo incontra e sta mettendo un po' i bastoni tra le ruote, perché se non lo incontra, se non si incontrano più, facciamo finta che non si sentono più a telefono, non si incontrano, Giuntoli al contratto lo deve rispettare, però lì ci deve essere una questione anche di gentleman agreement, di rapporto tra gentiluomini. Se Giuntoli ha intenzione di andare, De Laurentiis ha sempre detto io non trattengo quelli che hanno intenzione di andare, devi avere persone a tuo libro paga che hanno voglia di farlo e che hanno lo stimolo di lavorare bene. Se tu non sei in sintonia con il tuo direttore, il direttore non è che si perde il sonno per farti un grande mercato se invece aveva intenzione di andare e tu non l'hai risposto a telefono. Questa poi è la situazione, quindi si risolverà sicuramente, speriamo il più presto possibile, perché si deve lavorare e si devono mettere le basi per un Napoli che deve rimanere a questi livelli, deve imporsi anche l'anno prossimo. L'ho guardata la partita, sì, l'Inter è forte perché hanno una rosa forte, però ragazzi il vuoto di potere in Italia si è creato e il Napoli lo deve occupare seriamente e deve rimanere al top almeno del campionato italiano e crescere in Champions. Questo deve essere l'obiettivo, in modo tale che negli anni futuri, quando arriverà un'offerta dalla Premier per Raspadori, per farci capire, Raspadori dice ma perché io sto benissimo a Napoli si vince in Italia, magari piazzi anche un'altra Coppa Italia, vediamo la Supercoppa, perché si giocherà la Supercoppa, e ci giochiamo anche le nostre chance in Europa, perché non è detto, richiamo a Koulibaly per esempio, non è detto che vai al Chelsea e vinci in Europa, non è detto che vai al PSG, Fabian, e vinci in Europa. Quindi il Napoli deve imporsi come squadra, che non è più un trampolino di lancio, ma può essere un punto d'arrivo e un punto dove tu rimani anche per vincere. Questa è la grande novità di quest'anno, perché a Napoli sì, si fa grande calcio ma non si vince. Non è vero, a Napoli si vince anche, e De Laurentiis deve sfruttare questo, deve sfruttare i diritti di immagine nel mondo e far arrivare il brand Napoli dappertutto, perché questo è il momento. Società con i conti a posto e vincente. Forza Napoli sempre, facciamo le cose come si deve, non preoccupiamoci del mercato, preoccupiamoci semplicemente della guida tecnica, cioè mettere a posto la situazione Spalletti, anche se dovesse andare via Giuntoli, e il Napoli può continuare così bene. Se ne va Kim, arriverà un altro giocatore, non lo so ancora chi è, non lo so ancora nemmeno se se ne va. Calma, piano piano, con grande prudenza, andiamo avanti e ce la facciamo. Ma prima battiamo l'Inter. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.